Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Rosolina. Questa sera siamo con Patrizio Targa, uno dei 3 candidati alle votazioni comunali per diventare appunto sindaco di Rosolina. Abbiamo seguito gli altri 2 candidati, Grossato e Tiozzo. Ci sono state tra i 2 accuse reciproche e diciamo a questo punto perché tra i 2 litiganti non è che il terzo possa godere. Allora, certamente è un augurio e spero che si verifichi questo. Certamente loro litigano, ma perché? Perché sono tutti quanti politicanti, io li definisco senza offenderli, e persone che fanno già parte di un'amministrazione comunale che per vari motivi si sono divisi e con questa divisione 2-3 consiglieri da una parte e 2-3 consiglieri dall'altra, naturalmente adesso trovano tutte le cose che non funzionano e si attaccano reciprocamente proprio per vari motivi di 5 anni di amministrazione. Ricordiamo che nelle altre 2 compagini, Grossato e Tiozzo, ci sono dei candidati che hanno già partecipato alla vita amministrativa del paese. Nel vostro caso? Allora, prima di tutto noi non siamo politicanti, ripeto il termine, siamo persone immacolate, persone che non hanno conflitti di interessi. Nella mia compagine fanno parte pensionati, fanno parte operai, fanno parte tecnici, laureati, persone comunque competenti per poter gestire alla meglio la comunità di Rosolina. Prima cosa che farà se diventerà sindaco? Guardi, il primo giorno apriremo una bottiglia e brinderemo con gli amici, prima cosa da fare. Poi le cose da fare sono tante. Cominceremo dalle cose più importanti, le priorità urgenti, che ce ne sono tante, e io direi cominciare immediatamente dall'ambiente. L'ambiente ha bisogno di essere curato, di avere un'osservazione particolare perché dà una cattiva immagine a tutto il territorio. Poi naturalmente ci sono altri settori da cominciare a mettere la mano. E tra i primi settori che urge per poter funzionare e amministrare è quello di mettere in moto la macchina amministrativa del comune. Bisogna rivedere la pianta organica del comune. Ultima domanda, Rosolina è leader per quanto riguarda il turismo in tutta la provincia di Rovigo, Rosolina Mare ha sicuramente qualche acciacco, voi cosa proponete? Proponiamo innanzitutto di dare una sistemazione a tutta Rosolina Mare, sia sotto l'aspetto ambientale, come dicevo prima, perché abbiamo purtroppo una pineta che spesso diventa una discarica già d'aperto, ma abbiamo bisogno di sistemare la viabilità, rendere certe situazioni, parliamo anche di Piazzale Europa, cercare di sviluppare e portare avanti la demanializzazione di tale area e dare la possibilità agli operatori di poter operare sicuro per una stagione più lunga. Prima di presentare la lista e il programma, riterrei opportuno di dare 2 spiegazioni che credo siano anche motivo di curiosità, cioè perché Patrizio Targa si è candidato e ha formato una lista e quali sono gli obiettivi di Patrizio Targa. Mi sono candidato perché ho aderito alla richiesta di alcuni amici che in ogni occasione, ancora quando ero in servizio, mi dicevano: tu hai le caratteristiche, hai le capacità, hai la tenacia e soprattutto sei una persona imparziale e onesta. Sei l'ideale per fare il sindaco. Ho accettato, ho ascoltato i consigli, ho chiesto anche dei pareri ad altri e poi ho deciso. Prima naturalmente di partire e formare la squadra ho avuto incontri con altre persone che si stavano organizzando per fare anche loro una lista. Dalle risposte che ho avuto da alcuni di loro erano solo risposte evasive. Non si parlava mai di qualcosa di concreto, di progetti, di realizzazione, della situazione generale di Rosolina, lo stato di degrado totale di Rosolina.
Nessuno ha accennato ma cosa facciamo, quale sarà il futuro, cosa organizziamo, mai. Si parlava solo di nomi, ma tu chi hai, chi porti, quanti voti a questo, quanti voti a quello. Ho detto ragazzi, bisogna parlare di cose serie, di quello che facciamo per Rosodina, quello che vogliamo fare. Rosodina è noto a tutti che è una località turistica, abbiamo 2 spiagge, Rosodina Mare e Albareda. Ma la situazione di Rosodina Mare, ci sono le fotografie qua davanti, fatte qualche giorno fa, com'è ridotta Rosodina Mare. Andate a vedere la piscina Europa, fiore all'occhiello di Rosodina Mare, andate a vedere Marina di Caderi, andate a vedere le strade di Rosodina Mare, la pineta, l'abbandono di rifiuti incontrollato dappertutto. Di questi argomenti non se n'è mai parlato. Io cercavo di portarli sugli argomenti per avere un confronto, per avere le idee. Assolutamente. In poco tempo ho deciso di partire. Ho incontrato gli amici che vedete qua alle mie spalle e ho detto proviamo. Vogliamo parlare di lavoro? Voi lo sapete che Rosodina è ai primi posti per quanto riguarda la disoccupazione, pur avendo, ripeto, le 2 località turistiche, sembra una cosa anomala, ma è così. Vogliamo parlare un po' di sicurezza, abbiamo scritto. Abbiamo un impianto di videosorveglianza che costa 570.000 euro, però è un impianto che non funziona. Parliamo di ambiente, come ho detto prima, è una situazione di degrado generale totale. Abbiamo un'associazione a Rosodina che si chiama Lega Ambiente, molto attenta a questi problemi e molto spesso controlla, girando il territorio, rileva, fotografa, segnala. Alcuni di loro che fanno parte di questa associazione hanno fatto anche dei corsi per essere nominati agenti volontari ambientali, con l'obiettivo di collaborare con la polizia locale di Rosodina per fronteggiare il problema ambientale. Hanno fatto tutto, hanno fatto i corsi, hanno fatto richieste di essere inseriti in questo programma, non hanno ricevuto nessuna risposta da parte dell'amministrazione comunale.